God Save the Wine, la serata più bella del dopo Vinitaly qui all'Hotel Due Torri. Ogni anno siamo qui a fare una festa con chi ha ancora voglia di stare insieme a bere, c'è sempre tante persone e noi siamo qui a accoglierle con piacere. A maggior ragione quando possiamo presentare dei prodotti nuovi, cioè nuovi nel senso che è la prima volta che si affacciano in questa serata del nostro festival, e vini che però hanno radici antiche ma una veste particolare, Alessandra, no? Sono vini che riescono a parlare una lingua un po' nuova. Esatto, esatto. Stasera parlerò del nostro Bluonice, che praticamente parliamo di un aglianico. Parlo insomma nel descrivere il nome, il perché del nome, Sì, perché è un progetto Bluonice, esatto, insomma già. È tutta un'immaginazione. Niente, Bluonice perché questo vino, diciamo, i terreni di questo vino sono rocciosi e nascono attorno ad un'antica cava situata a Gesualdo, vicino a una cava di onice appunto. Quindi come sappiamo l'onice ha un colore giallo ma anche delle striature blu, del colore blu, quindi appunto bluonice. Esatto, esatto. E quindi praticamente siamo più o meno a 600 metri di altezza di questi vigneti. Come vediamo ha un colore molto rosso rubino, no? Un colore impenetrabile, l'aglianico è una delle caratteristiche fondamentali, quella della grande quantità di tannini e la grande capacità di poi dare vini estremamente colorati, fra l'altro anche molto affascinanti, no? Questo colore. Esatto, rosso rubino, sì sì. Ecco, a livello poi però a livello di tannino a volte l'aglianico può essere anche un po' scorbutico, un po' esagerato come intensità. Come riuscite a domarlo? Quali sono le... Noi praticamente cerchiamo comunque di fare una lavorazione comunque a freddo, quindi che tenda un po' ad ammorbidirlo, no? A renderlo un po' più piacevole al gusto, infatti si sente dal profumo. Questo è il 2014, quindi ha avuto qualche anno in bottiglia, ma in realtà l'aglianico normalmente per avere a questo livello di morbidezza c'è da aspettare anche a volte di più, quindi questo invece è già approcciato. Esatto, esatto, proprio per questa lavorazione a freddo che viene fatta, praticata su questo vino. Un aglianico così, con questa grandissima persistenza, queste note belle speziate, su che piatto lo vedresti, della tua tradizione? Poi... Anche su formaggi erboninati, su carni rosse, va bene, scontato. Ma anche sulla pasta, voglio dire, con un buon ragù, con un buon ragù di quelli napoletani o comunque del sud, no? I ragù nostri sono troppo leggeri. Esatto, quelli che cuociono tutto il giorno, la notte, esatto. si gustano il giorno dopo. Pasta a ragù per modo di dire, ecco. Ecco, sicuramente è un vino che scopre un lato dell'aglianico affascinante, dolce e che non ha bisogno di una preparazione incredibile per essere capito. Nello spirito di God Save the Wine è perfetto. Grazie mille Alessandra. Grazie Andrea, sempre a te. Grazie a tutti.